arriva la crisi, cosa può offrire il fondo pensione? Ci sono alcuni salvagenti, ok? Li vorrei condividere, le anticipazioni, le possibilità di riscatto da parte del lavoratore e anche l'anticipo pensionistico, ossia la RITA. Piccolo ripasso sui riscatti. Vado veloce, ma poi queste slide ve le lascio. Ricordo che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, se il lavoratore ha bisogno, può chiedere il riscatto di quello che ha maturato nel fondo pensione. Il riscatto immediato, totale o anche parziale, noi di solito consigliamo il parziale, è conveniente o non è conveniente? Beh, diciamo, se chiedi il riscatto parziale, il riscatto immediato alla cessazione del rapporto di lavoro, diciamo così che vai a rinunciare a parte dei vantaggi fiscali che avresti avuto alla fine del percorso lavorativo, perché subirai la tassazione al 23% invece che quella agevolata. Ma è chiaro che se una persona si trova in difficoltà, questa costituisce naturalmente un'opzione. Ricordiamo che esistono anche formule di riscatto agevolato, per esempio se sono inoccupato oppure se vado in NASPI a seguito di un licenziamento collettivo, ho diritto a chiedere il 50% della mia posizione con la tassazione agevolata. Senza entrare nel dettaglio massimo, vorrei sottolineare a tutte le aziende queste possibilità affinché se dovessero esserci situazioni di crisi, chiamino, siamo a disposizione i nostri colleghi che possono venire a spiegare a ciascun iscritto cosa può o cosa non può fare. E spesso c'è la possibilità di risparmiare anche qualche soldino e di risolvere qualche problema in questi casi. Ricordo anche la formula relativa alle anticipazioni, relative alle spese mediche, alla prima casa e per altri motivi. Quest'anno, ecco, sapete, ricordo che le anticipazioni chieste al fondo pensione non sono assoggettate alla discrezionalità, non c'entrano nulla con le anticipazioni che vengono erogate dall'azienda, no? Con la regola del 4% dei dipendenti nell'arco dell'anno e così via. Piuttosto, ecco, in questo caso sottolineo la disponibilità e anche i tempi di pagamento. Tutte le richieste di anticipazione che vengono erogate che vengono richieste entro il 20 di un qualsiasi mese, vengono poi pagate l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo. Quindi, banalmente, se faccio una richiesta oggi o entro il 20 di novembre, il fondo fa l'ordine di bonifico il 31 di dicembre. E questi sono i tempi di pagamento. Mi fermo un attimo, forse c'è un problema anche a livello di comunicazione, ma rispondo a una domanda che è arrivata. Scusate, ma avevo anche delle persone, non so se ho capito bene, se in accordo con il lavoratore in maniera graduale si versa il TFR attualmente in azienda al fondo, l'azienda gode dell'esclusione dell'obbligo di rivalutazione, è in proporzione al tempo di pagamento, diciamo così, quindi pro quota, cioè voglio dire, se vado a pagare TFR il prossimo anno, fino al prossimo anno la rivalutazione è dovuta. Non so se è questa la domanda, tutto il più magari ci sentiamo per telefono per un approfondimento più accurato. Chiedo alla regia se la proiezione è regolare, se posso andare avanti. Perfetto. L'ultima casistica, forse la più interessante, dovesse capitare un licenziamento collettivo o comunque la necessità di gestire l'uscita di una persona in prossimità della pensione, ricordiamo che il fondo pensione può erogare una prestazione, si chiama RITA, rendita integrativa temporanea anticipata, anche prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Quindi, supponiamo che un lavoratore, mi riferisco soprattutto al caso 2 che vedete in questa slide, si trovi a meno di 10 anni dall'età prevista per la pensione di vecchiaia. Oggi la pensione di vecchiaia è 67 anni, dunque si trovi a 57 anni. Cessa il rapporto di lavoro, fa 2 anni di inoccupazione, quindi magari gode del beneficio NASPI. Ecco, al termine del secondo anno può chiedere al fondo una prestazione pensionistica che si chiama RITA, cioè una rendita temporanea che gli copre, che genera un reddito fino al momento in cui arriva la pensione di vecchiaia. Quindi capite bene, e tra l'altro gode di una tassazione agevolata anche di più rispetto alle altre prestazioni pensionistiche. Quindi, signori, se per caso avete un caso di questo tipo, la necessità di gestire un'uscita, eccetera, eccetera,
sappiate che esiste anche la RITA, parliamone, perché magari appunto mettendo assieme, che ne so, un incentivo all'esodo o qualcosa del genere, più la retribuzione, chiamiamola così, l'integrazione che viene dal fondo pensione, magari quella persona trova la possibilità di avere un reddito sufficiente a mantenergli uno status, un benessere simile a quello che aveva quando lavorava. Quindi RITA si aggiunge ai riscatti e agli anticipi. Ricordo, se dovesse capitare che un'azienda ha problemi nei versamenti, che è compito del lavoratore, tra virgolette, far valere i propri diritti. Quindi la titolarità del credito nei confronti dell'azienda per il mancato versamento è in capo al lavoratore, non in capo al fondo. Il fondo è un intermediario, sarebbe come se la banca sulla quale voi depositate gli stipendi facesse causa all'azienda perché non arriva lo stipendio. Quindi la raccomandazione è per i lavoratori di prestare attenzione attraverso la app alla regolarità contributiva. Ricordo che la regolarità contributiva non è soltanto quella relativa al versamento, non è sufficiente il versamento, bisogna che vi sia, beh, naturalmente puntualità del versamento, ma anche una distinta di contribuzione perfettamente allineata con quel versamento. Quindi raccomando naturalmente per qualsiasi tipo di difficoltà, di disallineamento, di sentire i colleghi del nostro ufficio gestionale, perché molto spesso ci capita che magari un'azienda aveva anche versato, ma mancava nella distinta di contribuzione il nominativo di un aderente o cose di questo tipo, e ci si trova nella difficoltà di non poter investire quel denaro con la perdita di rendimento che ne deriva e il danno per l'iscritto. A tal riguardo, lo dico con un sottovoce, ecco, voi capite bene che in un anno come il 2022, se il rendimento, ipotizziamo, da fine agosto a settembre è negativo e io mi sono dimenticato di versare, oppure ho sbagliato la distinta, il lavoratore non subisce nessun danno, perché il denaro viene versato, ma se fosse stato versato con regolarità, questo denaro avrebbe subito una perdita di valore. Allora, da questo punto di vista vi anticipo già che nelle prossime settimane il fondo ha completato i conteggi relativi ai mancati rendimenti legati ai ritardi degli ultimi anni. In questo momento è un momento abbastanza favorevole, diciamo così, per sanare queste omissioni, perché, diciamo così, il lavoratore, sottolineo, non subisce alcun danno, ma l'azienda ha un costo molto più basso perché riesce a comprare le quote dovute con un valore inferiore a quello che, diciamo, sarebbe stato un anno fa. Per cui, se avete delle domande da questo punto di vista, raccomando di sentire i nostri colleghi dell'ufficio gestionale per capire come fare. È un buon momento per risolvere questo problema, diciamo, ecco. Ripeto, nel pieno rispetto dei diritti del lavoratore. Ricordo da questo punto di vista i tempi di versamento, sottolineo che ci avviciniamo alla fine dell'anno, quindi l'ultimo trimestre del 2022 di contribuzione, che comprende anche la 13ª, verrà versato, lo sappiamo, a gennaio. Ogni tanto ci capita ancora qualche lavoratore che ci dice: ma come, nell'estratto conto non trovo le contribuzioni dell'ultimo trimestre? Sì, certo, perché sono state versate a gennaio, ricordiamo sempre questo aspetto. Ricordiamo anche che il fondo ogni trimestre comunica alle aziende le anomalie in essere. Naturalmente ci spiace qualche volta, come dire, attivare questo tipo di comunicazione perché necessariamente comporta del lavoro, ma sarebbe peggio lasciare inevase queste situazioni col rischio che poi un dipendente si presenti all'ufficio del personale manifestando il suo rammarico, avendo visto nell'app del fondo che c'è un problema con i versamenti. Quindi lo si fa semplicemente anche per maggiore tutela delle aziende stesse, in modo che non ci siano poi incomprensioni, diciamo, ecco. Ci è capitato qualche volta di avere a che fare con aziende con problemi finanziari molto molto seri. Il fondo pensione, ricordo, può accettare dei piani di rientro, purché l'azienda si impegni naturalmente al rispetto delle scadenze, che i trimestri, le scadenze future vengano saldati secondo le normali tempistiche e non quindi lasciati indietro,
che al termine del periodo si chiuda il calcolo dei mancati rendimenti, quindi quello che dicevamo poco fa, e che, ecco, vengano liquidati per tempo i lavoratori che nel frattempo, durante il piano, cessano il rapporto di lavoro. Anche su questo, se doveste avere dubbi, siamo a vostra disposizione. Due parole sul fatto del fallimento dell'azienda. Ricordiamo che se l'azienda fallisce e ci sono, o comunque accede a procedure concorsuali e ci sono delle omissioni contributive, il lavoratore, attraverso il fondo di garanzia INPS, può attivare una procedura che gli permette di rientrare di quanto dovuto. Cosa vuol dire rientrare di quanto dovuto? Rientrare del TFR non versato, delle contribuzioni carico azienda e carico lavoratore non versate e anche dei mancati rendimenti. Quindi raccomando in questo caso ai lavoratori, uno, di non chiedere il riscatto della posizione fin quando non è stata attivata la procedura per il recupero delle somme, perché l'INPS si attiva solo se si può vantare il requisito soggettivo, cioè il fatto di essere effettivamente iscritti a un fondo pensione. Naturalmente, augurando a tutte le aziende che non capitino questo tipo di situazioni, vorrei sottolineare che c'è una protezione da questo punto di vista molto importante offerta dallo Stato. Ricordo, e siamo arrivati alla fine, e poi non so se c'è ancora tempo, ma siamo disponibili eventualmente per domande, ricordo che l'erogazione che fa il fondo di garanzia non va direttamente a beneficio del lavoratore nella sua busta paga, ma si va a reintegrare il fondo pensione come fosse un contributo aggiuntivo. Bene, siamo arrivati alla fine. Mi pare che i temi siano stati, seppur velocemente, trattati tutti. Ci siamo voluti soffermare quest'anno in maniera profonda sui temi di gestione finanziaria perché direi che un anno sfortunato come questo e anche educativo come questo non capita spesso, direi per fortuna non capita spesso, ma sono le occasioni queste per rafforzarci e per probabilmente imparare anche a interpretare la prospettiva in maniera diversa alla luce dell'esperienza acquisita. Quindi sottolineo di nuovo che nei prossimi giorni vi invieremo il materiale, il video sarà pubblicato su YouTube, sottolineo di nuovo la disponibilità dei nostri uffici per tutte le tematiche afferenti alle contribuzioni o ai problemi sulla contribuzione, suggerisco di andare in risoluzione entro la fine dell'anno in modo tale che negli estratti conto del prossimo anno non ci siano anomalie e che i lavoratori siano contenti, passino un buon mese di marzo-aprile senza venire a perseguitare chi si occupa di amministrazione nei vari uffici. Quindi scadenza di fine anno importante per sistemare magari qualche pasticcio che è rimasto sotto il tappeto durante l'anno. Siamo a vostra disposizione, come pure sono a disposizione i colleghi sul territorio, sia per tematiche afferenti a questi aspetti, sia soprattutto anche per l'assistenza agli iscritti relativamente ai temi finanziari. Io spero che il prossimo anno ci si possa vedere magari anche di persona, chissà se ci riusciremo, ma insomma quest'anno è andata così. Spero che qualcuno di voi possa partecipare al nostro evento del 23 per portarci a casa insomma, qualche esperienza utile a interpretare meglio il futuro. Vi ringrazio, siccome ci stiamo avvicinando a fine anno, approfitto anche per fare a tutti auguri di buone feste, seppur con un po' di anticipo, nell'auspicio che il 2023 sia meno caustico di questo pesante anno che ormai volge il termine. Un saluto a tutti, grazie e buona giornata da parte nostra.